siamo stasera? Stasera siamo da Cicillo, Ruzze Schizzi Napoletane, raga, vi aspettiamo a Torino con tante belle cose. Venite, piano piano, tutti quanti insieme. Vi aspetto, Abbiamo una bella pizza napoletana, ma questa è proprio napoletana. Non che mettono fuori Napoli e poi fanno il pizza di persone. Casi proprio napoletano e parliamo napoletano, ciò. E lì c'è trovato. Bufala, cascata, guarda qua che bellezza, guarda qua, abbiamo una mozzarellina, vedi, direttamente da Napoli, vieni, vieni. Questa invece è la nostra pizza vegana, che ci aveva accompagnata con questa noci, un bel filatore bravissimo, tutte e tre, 1, 2 e 3. Andiamo a ricommetterlo con tutte le belle cose di paese, vieni. Rispettando, questi denti basilico, non ce ne sta questo, tutte in sempre basilico, vieni. C'è una bella pizza napoletana, guarda, mi fai scegliere pure un nome mio, io non ho mai da pizza, io Maradona mangio pizza da mio nome, peccate, le uova, sono mai sta la pizza, Posso venire un secondo lì? Faccio solo uno inquadratura. Fai pure tranquillo. la pizza fritta ci vuole anche il salamino provinciale, ci vuole raggiungere il salamino. Va bene, fammi dire qua e fammi dire. Guarda come si gonfiano bene, se vedi più dentro cosa lei, guarda qua come si gonfia, guarda, senti vicino, guarda come si gonfia bene. Sì, ma 45 persone. Guarda qua, guarda, maglia glutinico, guarda come si colora bene, guarda, mettiamo sotto la cottura, è perfetta, mettiamo al suo solito posto, vedi? Non bisogna fare niente, la pizza si cucina da sola, bisogna solo rispettare delle regole, vedi pure questa qua, ora vediamo sotto che è perfetto, la giriamo.
e la mettiamo sempre al solito posto, dove c'è la sua macchina. Dove nasce, là deve morire la pizza. E tutti questi scienziati che la pizza fanno girare, fanno lato, tu, più poco muove meglio è. Dillo Con tutti questi scienziati che la pizza fanno volare, fanno muovere, sbattono, la voltano, la pizza c'ha 3 cotture, si cucina da sola, devi solo guardare. Guarda qua che babà, guarda che babà, guarda qua, va. Wow! Lasciate che sta, questa è una semplice pizza alla parmigiana, guarda qua, guarda. Basilica coppa a cascata, guarda com'è bello, guarda un filo di extralegge e poi di annanzano tieni. Uno chiede se il forno è elettrico. Ah? Uno chiede se il forno è elettrico. No, il forno è a gasolio visto qua. Qual è elettrico? Come un forno elettrico? Guarda che a me è bella che hanno a fumare, che forno elettrico? O valoriano, quello forno elettrico, il forno elettrico è che la quadrata. Se ti viene a mangiare la pizza qua, dove faccio in un forno con me? Ti faccio 3 in un forno, boh. Pippo non è elettrico il forno, hai capito? Una morbidezza di questo genere poi scende un forno elettrico, quindi guarda, perché questo comunque è una pizza idratata al 70%, quindi è tutto acqua, è molto digeribile. E quindi sta pizza qua non voglio il forno elettrico, adesso ci sono biscotti, che non cuoce in 2 minuti. Grande Sicilia. Da te questo è una pizza qua. Può curare da te? Ma può più salsiccia. Ah? Devi fare uno spicetto. Una sardina è una sfumata, ma insieme. Quali sono le loro? La sfumata e la sardina. Ok, questa è proprio la scorsa, una e una due. Scusate, ragazzi, già la... Ma che problema c'è? E quando faccio il bis, non lavoro, io mi ti detto papà, a me non piace proprio, tu faccio la piccerina questo lavoro, i primi 4-5 anni con mio nonno, capito? A me non piace proprio. Quando è che hai iniziato a fare le Faccio 5 anni con mio nonno, faccio il fotografia, maratona della partita che arriva da noi, vedi questo è mio nonno con maratona, il mio piccerino, che faccio le pizze, questa è la famiglia, guarda qua, è una vita. aspetta, col mio. Scrivi tipo di commentare. O qualcosa. La pizza fritta La pizza fritta è il
Dicono che il team è molto efficiente. Dice che il vostro staff è molto efficiente, uno nei commenti. Thank you Mike. È un americano, si chiama Mike Henry. Cristian, non la mangeresti? Ma che roba? Cristiano, ce la vuoi il basilico tu? Vedete, mettete foglie di basilica e lo filo delle cristallette, voi mangiate che Chiedi a Cristian se la vuole mangiare. Se la vuoi mangiare Cristian? Guarda. Cristian, ma l'hai visto sto cornicione? Guarda qua, si è andato solo. Hai visto che bella? Questa è magica, vedi? Questa è magica. Sono 5 per te? Sono 5 per te? Ok, per te, visto che la rifatti, io così, no? Ok, allora, sono 5 di alto, giusto? Questa margherita la posso là. Aspettiamo le prossime pizze, raga. Raga, vedete, va? Questo è bravissimo, capito? Va? È alto, questo come si chiama? La versione da 5 pizze, questa è la alto. Fagli pure il conto, va? Fagli pure il conto. Infatti qual è la compagna che fa questa margherita? La propria poi c'è anche una maruzzella per i ragazzi qua. Quindi sono 3 totali. Questa è una bella prova del pepe, vedi? Bella prova del pepe, è buonissimo. Guarda qua, la prendo un po', siamo più generosi con la mozzarella. E voilà, entra in forno, guarda. Poi se adesso ti fai una vegetariana per il ragazzo senza mozzarella al tavolo. Sulle bianche c'è sempre un filo d'olio, se no si bruciano che non c'è pomodoro,
3 minuti è pronto, guarda, guarda, andiamo sotto, facciamo un po' la pallina, perché è giusto, giusto al limite, guarda, facciamo colorarla un po' dal lato sinistro e usciamo, te, aspetta, va, la notte, bella prova del figlio, Kryptonite. Kryptonite. La mangeresti? poi dammi quando è bello. È bello quando devi dare, Massimo, dai, guardando più una brutta cosa che si guardano, vero? Ma no? Quando sei? Lo lasciamo. Oggi un bravo. Ok. Guarda, guarda che spettacolo, vedete? Anche questa qua va da sport. Ok, va. Ecco, facciamo una bella fotomodella, sta fotomodella ci facciamo prima una foto, il costume e poi a letto, vedete? Oh, Kryptonite dice buona. Guarda come sai, se tagli il cornicione lo puoi pure riempire con prosciutto frutto, mozzarella, prosciutto crudo, rucola e buonissimo pomodoro. Questo qua con la forbice te lo apri, è uno spettacolo, no? Al bacio. Facciamo colorare un poco e la buttiamo fuori. Diemka Aleksandriski. Как дела? Melenzane e cose. Откуда ты? Una vegana? Gabriele, una vegana? Una vegetariana quella. Ok, questa è una bella vegetariana, guarda, senza mozzarella, vedi, la facciamo andare in forno. Chiedi a Kryptonite se la vuole mangiare. La pizza con il cuore, ragazzi, fa sempre con il cuore, ma per i soldi, sempre per il cuore. Si ripaga nel cuore? No, O chiede dov'è Kryptonite, questa pizzeria. a Torino, via Nizza 67. Come si chiama? Da Cicillo, pizza e schizzi napoletani. Ah, c'è anche uno dall'Ucraina. Dimka. Saluti Dimka. Ciao Dinga, ciao. Guarda come si alza questa pizza, mettiti qua, vedi con la telecamera. Tutto il percorso della pizza, noi facciamo vedere in quanti minuti e come si fa la pizza e la cottura. Guarda come si cuoce lentamente, guarda. Questo è un lievito madre, 72 ore di lievitazione. Guarda qua che spettacolo, si vede da solo, guarda la maglia cordilica come si alza, perché è stato fatto bene tutto il percorso, ho fatto tutto il percorso di 72 ore, vedi? Guarda, ora la andiamo a girare e la mettiamo sempre al solito posto, perché dove nasce la deve morire la pizza, così brucia tutto. Io un po' dove nasce deve morire la pizza. La pizza dove nasce deve morire, sempre sulla sua macchia. Dove entra, vedi sotto, rimane sempre qua perché è più umido. Se io la passo di passaggi la faccio nera e la brucio sotto. Quindi deve stare sempre sulla sua macchia. Vedi? E la mettiamo sempre là. È quasi pronta. 30 secondi e la buttiamo fuori. E buon appetito a voi. Saluti solo Wawa. Ciao Wawa da Torino. Ma devi rispettare, guarda qua, guarda, bella, senza mozzarella e tutta da mangiare. Il piatto e buon appetito, ragazzi.
Zimka, ty работаешь в пиццерии? Где? No, perché una russa, un'ucraina che spiega. O cornicione. Kryptonite dice che viene una sera. Andiamo una sera, voglio. Vabbè. Ti aspetto. Diglielo, Kryptonite vieni. Vieni, ti aspetto, ti faccio una pizza con cornicione e te lo ripieno pure con te lo taglio e ci metto pure quello che vuoi dentro, va bene? Ti aspetto. Ok? Va bene, attenzione con la mezza, va bene. Io ti metto in ginocchio sui sassi, Polsce. Polsce, Polska. Questa è una pizza a mamma fatta con ragù di carne all'uscita una bella burrata, ora la faccio vedere. Allargala bene Gabriele, lascia una bella ragazza sta pizza, vedi? La pizza è come la donna, va trattata bene. Polska cała. Vabbè, mi raccomando, questo non l'ha toccato, ce la dici sul banco, la devi far salire solo, sai? Non la devi proprio toccare. Com'è fatta questa? Questa è una pizza con ragù, fatta con ragù con pezzi di carne, carota, macinata, un ragù nostro napoletano. E allora per come si compra bene, va, in 2 minuti, un minuto, guarda, per almeno 40 secondi se si compra tutto, no? Vedi? Guarda là sotto, la stiamo guardando sotto, io mo la giro, faccio il primo passaggio, la prendo, la giro e la metto sempre dove è nata, vedi? Non mai la cambio di posizione, sennò diventa nera sotto, raga. Master Secret. Guarda come si sta alzando sta pizza, guarda, guarda com'è leggera, Vedo guarda. cornicione. Guarda il cornicione, guarda, si è alzata sola. Guarda che spettacolo, guarda. Copiate ma non imitate, raga. E pure la pizza è da sapere fare qua. Ti butti la burrata questa? Sì, questa è la burrata, vedi? Ora la tiriamo fuori. Guarda qua che spettacolo, vedi? Ragù, di vitello. Mo adesso la andiamo a condire con la nostra burrata. Eccola qua, questa è una grandissima burrata, guarda qua, direttamente da Napoli, la mettiamo sopra, e ci mettiamo basilico a cascata, che è troppo buono, e anche l'olio, guarda, che spettacolo. Guarda questa pizza che bella, guarda. Guarda questo crocca e morbido, due cose contemporanee, crocca e morbido, vedo che spettacolo, guarda. Mamma mia. Andiamo a fare una pizza fritta, vedi? Lo fastidio qua. Andiamo a spazzare la farina, facciamo una bella pizza fritta, senza bordo, vedi? Andiamo a stendere pure il bordo con la pizza fritta. Oh, claro. Andiamo a fare il nostro ripieno che sarebbe mozzarella, cotto, cascato, guarda. L'unica cosa della pizza fritta è che va chiusa bene, vedi quando va chiusa la pizza fritta bisogna saldarla, noi diciamo saldare, no? Dobbiamo saldarla bene, così non fuoriesce il sugo, non fuoriesce il male, vedi? Eccolo qua, me lo vado a distaccare, vieni a me, come facciamo la cottura della pizza fritta.
lanciamo, la tiriamo un po' e la mettiamo nell'olio, vedi? L'olio sempre bello biondo, pulito, la immergiamo un pochettino che si gonfia. Ah, mi vedi ancora. Vieni vicino. Vedi, sta cominciando da farla gonfiare, si butta l'olio solo dal si gonfia, vedi? Faccio sto passaggio qua per farla gonfiare bene bene. Vedi, ecco qua, si è gonfiata, vedi? La pizza fritta, pizza fritta di ciccia. Lo facciamo colorare. Quello ci vuole un minuto. No, ci vogliono 3 minuti e 3 minuti. Allora mettiamo 5 minuti. Facciamo un giro. Bella croccante, questa è fritta, non è a forno, guarda che bellezza, guarda, colazione buonissima. Ok, io vado avanti, porto la tavola. Va bene. Fai un saluto a tutti. Ciao ragazzi, vi saluto da Cicillo, da Torino, in via Nizza 67. Se volete venire a mangiare la mia pizza, venite a Torino, via Nizza 67, e vi da mangiare